Agrigento, capitale della cultura, l'impasse sembra superata e sabato al foyer del Teatro Pirandello ci sarà la costituzione ufficiale della struttura, un grande passo che adesso dovrà mettere d'accordo politica e burocrazia che individueranno i nomi a cui affidare il ruolo di direttore generale e general manager. Saranno in tutto 9 i componenti, 5 dei quali identificati proprio dal comune di Agrigento. È top secret sui nomi, al momento l'unico che si fa è quello di Costantino Ciulla, che però dovrebbe lasciare la carica di assessore. Gli altri rappresentanti toccherebbero il comune di Lampedusa e CUA e presidenza della regione. Sapremo dunque qualcosa in più sabato mattina. Intanto il cartello sociale oggi lancia un'iniziativa che vuole mettere al centro lo spirito costruttivo, chiamando a raccolta quanti sono disposti, dice in una nota, a mettersi in gioco affinché il 1° gennaio 2025 ci siano le condizioni per offrire ai tanti visitatori la migliore accoglienza e un programma esaltante. Iniziativa lodevolissima che bisogna vedere se verrà mai accettata, nella considerazione che il percorso fino ad ora, seppur a parole abbia voluto aprire a tutti la possibilità di dare un contributo di idee, nei fatti non è riuscito a concretizzare quella inclusività di cui si è parlato. Agrigento, capitale della cultura, è di tutti, e degli agrigentini, infatti, tutti.